Altra ondata di maltempo attraversa il Bassanese, scarica tanta pioggia e grandine. Famiglie evacuate a Marostica, tanta paura per le frane nella zona di Crosara, strade come fiumi in pianura. Arriva a Bassano il sottosegretario degli interni, benedice le agenzie e il commissariato all'ex Montegrappa. Furiosa polemica per il cambio di rotta della sindaca Pavan sull'eco piazzola di San Vito. Una nuova casa rifugio per donne vittime di violenza sarà in ricordo di Vanessa Ballano, uccisa a Riese, Pio X. L'assassino di Bled Ardedia chiede di essere trasferito in una comunità. Travolta da un'auto che si accartoccia contro il muro di una casa, ciclista ferita gravemente in uno schianto. Appuntamento con la moda, la bellezza e il fascino della sfilata Irisem, un viaggio fra colori e stagioni. Parte oggi la tredicina di Sant'Antonio, le celebrazioni che preparano i fedeli alla festa del 13 giugno. Buonasera, benvenuti al TG Bassano. Apriamo questa edizione ancora una volta con il maltempo che sta flagellando il Bassanese e i rilievi di tutta la zona. Ancora una volta al centro di tutto questo c'è Marostica con problemi davvero piuttosto gravi. Poche ore di pioggia scrosciante sono bastate per rimettere in allarme il territorio. A Pianezza alcune vie sono state completamente allagate, trasformate in fiumi in piena. Stesso copione a Marostica, ma se nella parte di pianura l'allarme è rientrato in breve, con l'acqua che è fluita negli scoli liberando le strade, in collina le ulteriori piogge stanno pesando su un'area dove è massima la tensione frane. A oggi se ne contano 45, solo a Crosara sono 6 quelle che gravano sull'abitato, tanto che giovedì sera il sindaco Mozzo, che già aveva chiuso le scuole, ha deciso per l'evacuazione di 4 famiglie, 12 persone. Stiamo cercando di lavorare per garantire la sicurezza, che è la nostra priorità. E poi ho deciso di chiudere anche le scuole. Una cosa che devo dire oggi si è dimostrata fondamentale, in quanto abbiamo avuto numerosi allagamenti nella zona di pianura. Il Longhella si è alzato in modo importante e stiamo facendo le verifiche degli argini in questo momento. Abbiamo dovuto chiudere anche perché il tombotto di scarico passa sotto la provinciale, quella alle mie spalle, è la strada provinciale che collega Marostica, di fatto il basso della pianura, all'altopiano di Asiago, una via prioritaria che ha un alto flusso di traffico. Abbiamo chiesto aiuto anche al comune di Lusiana Conco, che ha già predisposto anche in area di competenza tutte quelle che sono le segnaletiche opportune, proprio per cercare di creare il minor disagio possibile a residenti e anche persone che lavorano in altopiano che si devono spostare a valle. Attenzione massima, verifiche continue, ma la preoccupazione anche del primo cittadino è tanta vista l'entità di questi fenomeni che stanno attanagliando il territorio negli ultimi tempi. Faccio fatica a dire sotto controllo in questi giorni perché c'è sempre paura. Appena stiamo uscendo dall'emergenza se ne presentano di nuove, quindi non dico più sotto controllo in questo momento. Avete sentito tante persone fuori casa, abbiamo sentito una delle persone sfollate. Siamo tranquilli perché comunque la zona è monitorata e tutto quanto, però sì, un po' di allarmismo, no, allarmismo c'è. Un po' di paura c'è stata. Preoccupazione c'è perché ovviamente da quello che si vede è abbastanza grave la situazione. C'è parecchia preoccupazione nelle parole di Giacomo Faggion, una delle 12 persone evacuate dalle abitazioni in centro a Crosara di Marostica, dopo che il terreno della parete sovrastante le case è ulteriormente franato. La protezione civile intanto ha allestito alcune brandine all'Ecomuseo di Crosara nel caso gli evacuati non trovassero un alloggio. Faggion, la moglie e i 3 figlioletti hanno trovato una sistemazione temporanea alternativa da parenti fino a che non sarà cessato l'allarme e le condizioni meteo non miglioreranno. Siamo fiduciosi che anche il tempo migliori e quindi ci dia una mano sia noi abitanti che a chi deve venire a fare tutti quanti ovviamente le opere di bonifica e sistemazione. Ecco. Ieri sera all'improvviso avete dovuto correre ai ripari? Sì, all'improvviso c'era già stata detto che molto probabilmente tra giovedì e venerdì c'era la possibilità di, in base ai bollettini, di dover evacuarsi, che qualcosina avevamo già preparato. Poi insomma abbiamo trovato ospitalità dei miei con una bambina, la moglie è andata dai suoi genitori con gli altri 2 figli e ci siamo un po' smezzati, dispiace, però sono situazioni momentanee che sì. Però non se l'aspetta mai una cosa del genere? Non ci si aspetta mai, però se succede si utilizzano,
si deve fare quello che è giusto fare, insomma, per la sicurezza di tutti, ecco. Quando è che rientrerete? Ma speriamo già nel tardo pomeriggio di oggi, dopo se serve star via ancora una notte rientreremo, spero domani, insomma il tempo dicono che danno in miglioramento, quindi vediamo anche le ordinanze e i bollettini cosa dicono. Un altro temporale è passato nel tardo pomeriggio su tutta la zona, scaricando ancora tanta acqua. A causa del protrarsi della situazione di criticità idrogeologica nella zona circostante il castello superiore di Marostica è stata disposta la chiusura del castello e del camminamento di ronda. Rimane chiuso anche il sentiero dei Carmini, il tutto per consentire verifica maggiore sicurezza dei visitatori, ci fanno sapere dal municipio. La mostra umorista di Marostica e le visite alle mura verso il castello superiore rimangono dunque sospese anche in questo fine settimana. Ovviamente resta aperto il castello inferiore. Chiudiamo la pagina del maltempo e parliamo della pagina dell'attualità della politica bassanese. Oggi una visita importante in città. Oggi ho voluto invitare qui a Bassano del Grappa il sottosegretario degli interni per fargli fare un giro dell'attuale commissariato. A Bassano è arrivato il sottosegretario all'interno Nicola Molteni per fare il punto sulla situazione dei progetti legati all'ex caserma Montegrappa. Nello storico sito in parte vincolato troveranno infatti spazio, servizi, alloggi e pure il nuovo commissariato, mentre la vecchia palazzina comando sarà ceduta agli alpini. Un piano di grande rilievo che ha trovato sponda favorevole nella figura del sottosegretario, accompagnato fra strutture e progetti dal vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco. Per fargli vedere la progettualità che come Regione del Veneto abbiamo portato avanti in questi anni, che vedrà entro breve la realizzazione all'interno del plesso della nuova Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Riscossioni e dell'Agenzia delle Dogane. E poi c'è una progettualità da parte del Ministero delle Infrastrutture di realizzare il nuovo commissariato. Ad oggi non ci sono le risorse, ma c'è l'impegno da parte dei ministeri competenti di trovarli nel prossimo triennio, fatto salvo il discorso che il ministro Salvini l'anno scorso ha stanziato i primi 550.000 euro per la progettazione. Con la presenza di Molteni il governo ha toccato con mano la tematica della sicurezza in città. Oggi il sottosegretario si è reso conto dell'importanza di un nuovo commissariato a Bassano del Grappa e si è preso l'impegno che sicuramente nei prossimi mesi lavorerà per rendere realtà questa nostra proposta ed esigenza. E la conferma arriva anche dall'ospite di giornata. L'attuale commissariato di Bassano del Grappa evidentemente sconta una situazione non accettabile. Oltre ad essere scaduto il contratto ed essere un immobile privato, non ci sono le condizioni idonee. Questo territorio merita di avere un commissariato all'altezza, perché i commissari all'altezza ovviamente delle aspettative dei cittadini e delle comunità locali. Nel frattempo, in pieno clima da campagna elettorale, la sindaca Elena Pavan pubblica un post su Facebook nel quale si prende i meriti dello sblocco della situazione del commissariato e Finco risponde per le rime. Io parlo con documenti alla mano. Come Regione del Veneto abbiamo gestito tutta la questione del caserma Montegrappa in questi anni e io l'ho seguita in prima persona. Dopodiché tutta la questione del commissariato, oggi è qui il sottosegretario a mio sostegno perché si sta facendo un lavoro attento. Lei ha già annunciato di aver sbloccato i 6,5 milioni di euro per la realizzazione, ma ad oggi questi 6,5 milioni non ci sono, quindi non so dove abbia trovato questi dati. Sta di fatto che c'è un lavoro in corso, però quello che è importante è avere i canali diretti con i ministeri per dare finalmente risposte concrete a questa città. Clima rovente quindi in città anche per la campagna elettorale e scoppia di nuovo la polemica dell'Ecopiazzola di San Vito. Ecopiazzola a San Vito, disponibilità all'ascolto e al dialogo. Questo post della sindaca Elena Pavan, più che aprire al dialogo, ha dato il via alle polemiche. Non per le intenzioni propositive, ma per il tempismo e per l'opportunità. In altri termini, molti hanno trovato fuori tempo massimo i propositi della sindaca, visto che in passato, in molte occasioni, sono mancati proprio il dialogo e l'ascolto con i cittadini. Per l'ennesima volta è stata calata una decisione dall'alto. Una volta calata questa decisione, la popolazione, da quello che mi si dice, sta insorgendo, non gli va bene perché comunque voleva essere coinvolta in maniera diversa. Non riesco a capire se questa cosa la si sta facendo solo perché si è in campagna elettorale o se effettivamente è una volontà del sindaco e della sua amministrazione cercare effettivamente di fare qualcosa di diverso. Per l'ennesima volta stiamo vedendo che ci sono dei trattamenti diversi rispetto ai vari quartieri, perché adesso mi si viene a dire, o comunque ho letto un post del sindaco che dice che i press container potrebbero essere spostati in caserma Fincato, per cui una soluzione alternativa per San Vito c'è.
soluzioni alternative per altri quartieri non ci sono. E qui il riferimento è al caso San Lazzaro, all'installazione massiccia delle antenne di telefonia, ai residenti di Via Vial e non solo. Stefano Facchin ricorda anche la vicenda degli operatori di spettacoli itineranti, sempre a San Lazzaro. Voglio provare a portare i press container in caserma Fincato, ma lì però non può rimanerci la famiglia che opera nel mondo dello spettacolo viaggiante e quella la vogliono portare a San Lazzaro. Ma torniamo all'Eco Piazzola di San Vito. Come si può leggere il cambio di rotta della sindaca Pavan? Una buona parte dell'opinione pubblica non ha grossi dubbi e parla di pura propaganda elettorale. Assolutamente sì, perché comunque in quel quartiere vi sono diversi candidati di spicco della lista o comunque della coalizione che andrà a sorreggere, a portare avanti questo sindaco. Visto che siamo in campagna elettorale, ecco una proposta da parte di È il Momento. Un invito al voto. Partiamo da qui. Questo è l'appello della lista È il Momento, che ha deciso di combattere l'astensionismo e la sfiducia verso la politica, portando domenica una cabina elettorale in piazza per far vedere a tutti quanto facile e veloce sia appunto votare. Poi il tiro si sposta su chi considera necessario solo il voto utile, cioè il voto ai cosiddetti favoriti, e non a chi sulla carta avrebbe meno chance di andare al ballottaggio. Contro la retorica del voto utile, che vorrebbe in qualche modo noi come una sorta di cenerentola di questa campagna elettorale, come se quello per noi fosse un voto di protesta, un voto di testimonianza, noi invece pensiamo che sia giusto rivolgerci a tutte quelle persone, e nelle ultime tornate elettorali sono state più di 3 cittadini bassanesi su 10 che pensano che il loro voto sia inutile. Inutile perché penso sia inutile tornare a votare. È per questo che noi pensiamo che l'appello più forte che può venire oggi è quello di chiedere a tutti di tornare a votare. Cambiamo decisamente argomento, passiamo alla cronaca, perché l'omicida di Bledar Dedia, da poco 18enne, che da oltre 5 mesi si trova recluso in carcere, accusato appunto di aver ucciso Dedia, assassinato a coltellate la mattinata del 21 gennaio nel bosco, ha chiesto la revisione della misura cautelare. Il suo avvocato Elisa Bertone ha presentato un'istanza affinché il proprio assistito venga trasferito in una comunità. Alla base della domanda, a cui il Tribunale per i minori di Venezia non ha ancora risposto, ci sarebbe una perizia psichiatrica che indica come l'attuale 18enne si trovi in una condizione di confusione che al tempo dei fatti sarebbe stata relativa anche alla sfera personale. Quindi vedremo poi come andrà a finire anche questa drammatica vicenda. E il femminicidio che è avvenuto a Vigonza, a Padova, ha aperto di nuovo un tema terribile per tutto il Veneto. Una nuova casa rifugio per le donne vittime di violenza sarà in ricordo di Vanessa Ballan, uccisa a Riese. Pio X. Ci sono molte ragazze e donne che hanno bisogno di aiuto, e sono certo che mia sorella sarà guida in questo luogo sicuro, pensato e realizzato per loro e per i loro figli. Il rifugio sicuro per le donne vittime di violenza si chiama Casa Rotary Vanessa ed è dedicato a Vanessa Ballan, la giovane mamma assassinata lo scorso 19 dicembre a Spineda di Riese Pio X da Bujar Fandai. In questi lunghi e dolorosi mesi i familiari hanno scelto il silenzio, ma oggi, di fronte ad una violenza che continua purtroppo ad essere sempre più presente, come testimoniato dall'ennesimo femminicidio a Vigonza, il fratello Nicola ha deciso di condividere un pensiero che possa diventare forza per chi subisce e monito per chi usa violenza. Penso che esercitare qualsiasi forma di violenza, specialmente quella che ha subito Vanessa, sia una forma di debolezza dell'essere umano. Un messaggio commovente ed accorato, quello di Nicola, condiviso con i genitori della giovane ed il compagno di Vanessa, anch'egli presente assieme alla mamma, 2 famiglie unite dalla tragedia e che oggi, proprio in occasione dell'apertura di questa casa rifugio per donne maltrattate, hanno voluto lanciare un appello. Quello che noi stiamo vivendo non dovrebbe viverlo nessuno, non dovrebbe succedere, non dovrebbe esistere. Recuperiamo la nostra umanità e sforziamoci all'umiltà di riconoscere quando qualcosa non va. Chiedere aiuto non è debolezza, mai. Comunichiamo sempre e ricordiamoci, la gentilezza è matrice di felicità.
Voltiamo pagina, c'è anche il bassanese Giorgio Campagnolo tra i 25 imprenditori nominati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Cavalieri del Lavoro per il suo significativo contributo all'economia locale e nazionale, per il suo impegno morale e sociale, la motivazione. Campagnolo è fondatore assieme alla famiglia della nota azienda di abbigliamento Fratelli Campagnolo di Romano De Zelino, gruppo internazionale con 5 brand. Cambiamo ancora argomento perché entra nel vivo la tredicina di Sant'Antonio che ci accompagnerà fino al 13 giugno. Quest'anno durante la tredicina cerchiamo di lasciarci ispirare dalla figura di Antonio come uomo di pace, come uomo che concede a tutti la possibilità di ripartire, come uomo che è in grado di sollecitare con la sua parola, il suo esempio, nuove strategie di riconciliazione e di comunione. 112 conflitti nel mondo, una preghiera per la pace che dalla Basilica si leverà fino al 13 giugno, festa di Sant'Antonio. Tra i primi appuntamenti della tredicina un pellegrinaggio per la pace. È un pellegrinaggio che toccherà i 3 santuari antoniani, per cui la partenza è il santuario di Campo San Piero per arrivare poi all'Arcella, infine qui in Basilica del Santo alle 16. Un uomo di pace, Sant'Antonio, che nonostante la malattia e la debolezza nel 1231, poco prima di morire, incontrò il tiranno e Zelino da Romano. E di fronte a questo tiranno Sant'Antonio ha cercato di esprimersi con la più grande forza, la più grande intensità. Non sappiamo, sembra proprio di no, che il tiranno si sia convertito di fronte a questo coraggio di Sant'Antonio, ma già del prodigioso il fatto che Antonio sia riuscito a parlare con franchezza di fronte a quest'uomo che non voleva ascoltare nessuno. È già iniziato in questi giorni il flusso di pellegrini. Solo davanti alla Cappella delle Reliquie sono transitate nella giornata odierna 1000 persone. I fedeli arrivano da ogni parte d'Italia, ma anche dall'estero, in particolare dalla Polonia. Dai giorni successivi alla Pasqua, mano a mano a crescere fino a questi giorni, abbiamo notato davvero un incremento di pellegrini. Diventa quasi un'abitudine forse per noi vedere che il numero delle persone aumentano giorno dopo giorno e tuttavia rimane sempre un motivo di festa, di gratitudine e di gioia per noi. E come ogni anno noi ci saremo con un accompagnamento ogni giorno con i temi della tredicina, i temi della festa del Santo, e il culmine il 13 giugno con una lunga diretta tutto il giorno per portare nelle vostre case questo evento davvero imperdibile. E a proposito di eventi ci spostiamo a Rosà. Come oramai da tradizione, anche quest'anno l'ente di formazione Irigem ha voluto proporre una sfilata per offrire agli studenti un'occasione speciale per parlare di sé e del loro percorso di studi e per mostrare un po' più da vicino il lavoro che con passione e dedizione li coinvolge tutti, ogni giorno. La scuola come maestra di vita e chi meglio del tempo può insegnare e regalare esperienza. Proprio al tempo che scorre, che scappa, che torna e che appunto insegna è stata dedicata la sfilata di quest'anno che si intitola Seasons, stagioni, quelle della vita, che all'Irigem si traducono soprattutto in colore e stile, nell'acconciatura e nell'estetica. E così la primavera diventa metafora della vita che nasce, germoglia e fiorisce, l'estate è allegria, leggerezza, libertà, l'autunno è il tempo della riflessione, l'inverno è la stagione del silenzio che aiuta ad ascoltare la natura e capire l'importanza dell'attesa in vista di una nuova rinascita. Un evento che ha unito bellezza, fantasia e fascino, una sfilata che ha raccontato l'impegno di studenti e docenti e che sarà possibile rivivere sabato sera alle 21:15 su Rete Veneta. Ancora cronaca per l'Alta Padovana, dove c'è stato l'ennesimo incidente stradale. Travolta da un'auto che poi si è accartocciata contro il muro di un'abitazione, una ciclista di 32 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto ieri in via Trevisan a Vigonza. L'auto ha terminato la sua corsa nel giardino di un'abitazione privata. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per togliere il lamiere della vettura con l'autogru.
La ciclista è stata soccorsa dal SUEM 118 e portata in ospedale in condizioni molto gravi. Illesa la conducente dell'auto. Dopo di noi una puntata decisamente interessante di Focus con il nostro direttore Luigi Baciali, che alle 21:15 avrà come ospiti Marcello Bano, Anna Brondino, Michela Morellato, Alessandra Moretti, Giuseppe Panna, Giorgio Pasetto, Gianluca Pietrosante, Giorgio Tronca e Massimo Venturato. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata e come sempre vi lasciamo al meteo.